Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono il dottor Tosini, responsabile del centro Poli Tramontana. Siamo in un momento un po' particolare, un momento in cui l'emergenza coronavirus è a livello di tutta Italia, a livello di tutta Europa. Veneto Agricoltura, inserita nel settore agroalimentare, continua a lavorare rispettando le normative di emergenza, di contrasto a questo maledetto virus, e quindi come centro Poli Tramontana continuiamo nella sperimentazione ortofloricola. Oggi parleremo di lattuga cappuccia invernale in coltura protetta. Adesso passeremo nel dettaglio. Stiamo valutando la lattuga cappuccia, come dicevo prima. Abbiamo 6 varietà, sono state seminate il 27 dicembre dai vivai Salvan, il 17 febbraio sono state trapiantate, oggi 6 aprile stiamo raccogliendo e quindi valutando. Il buon tecnico in questo caso deve avere un coltello, deve avere un bilancino, raccogliere come in questo caso un cespo di lattuga cappuccia lasciando ben pulito il fondo e si fanno delle valutazioni in base al peso. Sappiamo e vi ricordo che il produttore viene pagato a peso, viene valutato quindi la produzione commerciabile a metro quadrato, viene valutato la parte del cespo, la parte estetica sopra, per vedere la disposizione armonica delle foglie, la colorazione delle foglie stesse. Viene valutata poi la parte del fondo, perché il funzionamento della lattuga viene fatta con il fondo verso l'esterno della cassetta, quindi deve essere abbastanza brillante, deve essere chiaro, però deve dare diciamo una chiara parvenza di freschezza. Il pedungo deve essere molto piccolo e il fondo discretamente piatto, ma non eccessivamente, perché al contatto col terreno poi partono i maccioli. Queste sono le considerazioni che vengono osservate, oltre alle resistenze alle fitopatie e fisiopatie molto importanti. E direi come ultima cosa le resistenze e tolleranze che la varietà deve avere. Ecco, in questo caso ringrazio le ditte sementiere che ci forniscono ogni anno il seme, in questo caso in particolare dell'Enza-Zaden, Beio, della Rixvan e della Goutier. E qui stiamo valutando la Fairley dell'Enza-Zaden, che a mio avviso, come prima osservazione, non è male sia per la distribuzione delle foglie che per anche il fondo. Il peso lo stiamo valutando. Grazie, seguiteci ancora.